TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Giambattista Guidini nel comune di Zero Branco per un incendio di una cucina all'interno di un'abitazione privata. All'arrivo sul posto, le varie squadre dei vigili del fuoco, intervenute sia dalla sede centrale che dal distaccamento di Castelfranco Veneto, hanno provveduto a estinguere l'incendio, evitandone una sua propagazione generale all'interno dell'abitazione. Nell'incendio hanno purtroppo perso la vita 2 cani e un gatto. Lievemente intossicata, la proprietaria affidata al personale del SUEM 118. Sul posto presenti anche i carabinieri di Zero Branco e il sindaco. Passiamo alla politica. Il vice sindaco di Villorba, Giacinto Bonanna, ha rassegnato nella mattinata di oggi le proprie dimissioni dall'incarico, formalizzate in municipio dopo l'annuncio dato nella seduta di ieri sera del Consiglio Comunale. La decisione è legata a motivi di salute connessi all'età, 85 anni, e arriva al termine di un impegno lungo 30 anni a servizio della comunità villorbese. L'amministrazione comunale, in una nota, desidera esprimere a Giacinto Bonanna profonda gratitudine per il contributo straordinario offerto nel corso di una vita politica e amministrativa contraddistinta da passione, dedizione e lungimiranza. La sua presenza e il suo lavoro hanno rappresentato un punto di riferimento importante per il governo della città e per tutti i cittadini. Nei prossimi giorni il sindaco comunicherà la riassegnazione dei referati e la nomina del nuovo vice sindaco. Parliamo di economia. Le tech company Atom con headquarter a Villorba nel Trevigiano e GTN, azienda con sede a Tavagnacco in provincia di Udine, annunciano di aver firmato un importante joint venture, al via cioè un accordo di larga scala tra le tech company venete e friulane, a seguito del quale nasce una nuova realtà, 385 collaboratori e 33 milioni di fatturato, basata sulla somma del valore delle due strutture e capace di rendere più competitive le aziende del mondo del retail. I due amministratori delegati dicono: cultura comune, ricerca e sviluppo sull'intelligenza artificiale, integrazione delle rispettive specifiche eccellenze sono i pilastri dell'accordo. Ed ora alla pagina degli spettacoli. La 21ª edizione del Viva Voce International a Cappella Festival, la manifestazione di musica vocale più longeva in Italia, è pronta al debutto con un cartellone ricco di ospiti di altissimo livello. I primi a salire sul palco dell'Auditorium Sant'Artemio il prossimo 8 novembre alle 20:45 saranno i Dimension Vocal, gruppo spagnolo di 5 voci, che ha ridefinito il concetto di spettacolo a cappella grazie alla fusione di comicità, danza e potenza vocale. Il loro show, Vocal Express, trasformerà il pubblico in un viaggio che non conosce confini e che attraverserà i classici più famosi del pop rock, il gospel, le colonne sonore cinematografiche e non solo. Un live per tutte le età. L'ensemble sarà il primo ospite di Viva Voce Festival, che continuerà durante tutto il mese di novembre. A seguire altri grandi nomi internazionali pronti a infiammare ancora una volta Treviso con il solo uso della voce. E si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.